ma che anche almeno nella mia speranza una specie di celebrazione del dialetto di Bellezzago in particolare. E ho scelto un luogo simbolico come la Badia di Bellezzago, siamo qui in questo posto particolare. Tutto quest'anno è stato un anno particolare, ci ha colpiti anche per alcuni aspetti duramente, ma in tutto questo progetto ho avuto l'occasione di fare quello che ho scritto e ho augurato a ogni lettore di questo libro. Ho scritto: si augura al lettore di immergersi in queste pagine e ritornare poi a galla arricchito di una nuova esperienza, insegnata da consuetudini e da mondi ormai distanti, la cui memoria non è ancora tramontata. E per me stesso è stato, per arrivare a fare un libro del genere, è stato un viaggio nel passato, nelle radici addirittura della mia famiglia. Pensate che 70 anni fa, qui alla Badia, in quella direzione da dentro, sulla destra dopo l'arco, abitava una donna che ha avuto un incidente. E apro questo oggetto simbolico, che è simbolo di questo lancio, questo è il tagliacarte di mio padre. Mentre cercavo, ho scoperto anche, dopo 21 anni che non abito più a Bellinzago, ho visitato per la prima volta il museo etnografico di Oreggio. Mi ha ricordato alcuni momenti di vita che io non ho neanche vissuto, che mi precedono, e ho trovato un oggetto simile a questo, e pensate che nella cantina di casa mia a Basilea ho trovato l'oggetto vero, questo oggetto. Doveva essere un ferro da stiro così, con l'attacco elettrico. Al museo di Oreggio ci sono ferri da stiro di questo tipo, ma sono a carbonello. Questo è l'attacco elettrico. E questo tipo di attacco elettrico non sarà stato questo, ma un oggetto molto simile a questo. Questo è tedesco. È morta mia nonna 70 anni fa, 1950. Severina Bobbio è rimasta fulminata da un ferro da stiro di questo tipo. È la nonna che io non ho mai conosciuto. E un oggetto così ha cambiato la vita della nostra famiglia, perché mio padre è stato mandato a studiare elettricità, a fare il perito elettrico. Per questo ferro da stiro, che all'epoca era una magia, ora che non si vede, così come il virus che ci sta facendo non si vede. Mi piaceva l'idea di lanciare di questo libro con un oggetto simbolico. Lo lascio qui e do il via a questa celebrazione, a questo evento, dando la parola alla nostra Beatrice Federica Mengozzi, che ci introdurrà sull'aspetto linguistico